Ho il massimo rispetto del federale che ha votato unanimità, cioè vuol dire che tutta la dirigenza del partito delle diverse regioni ha scelto questa linea. A dettare dunque la linea anche a livello veneto è il federale, secondo il presidente della regione Veneto Luca Zaia, grande assente al Consiglio nazionale della Liga a Padova assieme allo stesso sindaco Massimo Bitonci. Fedelissimi di Salvini non vedono i pericoli di una limitata autonomia del regionale nella compilazione delle liste, come invece dichiara il segretario Tosi. E a me nessuno ha mai posto niente, sono sicuro che anche con le prossime liste le sezioni, le circoscrizioni sapranno elaborare delle proposte che poi nella totale armonia e nella civile, come si può dire, e nel civile confronto si confronteranno. Durissima invece la posizione di un altro leghista doco come il presidente del Consiglio Comunale di Padova Roberto Marcato, leghista che aveva subito in prima persona le purghe dello stesso Tosi una volta diventato segretario nazionale della Lega. Ma a me, militante della Lega, interessa questo: che cosa ha fatto lui per la Liga Veneta, per il Veneto nella sua segreteria di 3 anni? Nulla. Dettagli per Marcato la questione delle norme dello statuto disattese sbandierata dal segretario Tosi. Non dimentica Marcato quella che era stata la linea di epurazione del segretario ed oggi che si trova lui nella stessa situazione non gli rimane, conclude, che una strada da percorrere. Credo che Flavio Tosi sia davvero una persona intelligente. A questo punto lui dovrebbe prendere atto della situazione e togliersi dalla Lega. Dopodiché io sono convinto che si candiderà contro Luca Zaia